Buonasera, diamo inizio a questo secondo appuntamento e benvenuti della 16ª edizione del Festival Organistico San Michele Arcangelo. 16ª edizione che, come è già stato anticipato la volta scorsa dalla direzione artistica, e non voglio per questo ripetere le stesse cose, ma cercherò di essere riassuntivo, 16ª edizione che propone alcune sostanziali novità. Innanzitutto, come ho anticipato e come chi c'era la volta scorsa avrà già notato, la direzione artistica è stata ceduta dalla fondatrice, professoressa Maria Fontebasso, che abbiamo sempre ovviamente l'onore di avere qui presente fra noi, è stata ceduta a una sua ex allieva Milly Fullin, con la collaborazione di chi vi parla, dell'amico e collega Stefano Maso, in una collaborazione tecnica organizzativa. 16ª edizione del Festival Organistico San Michele Arcangelo, che si è aperta anche a un'altra chiesa diocesana con la stessa intitolazione, ovvero San Michele Arcangelo in Sacile, San Michele Arcangelo di Sacile, dove quest'anno ci troveremo fra 2 domeniche, ovvero il 27 di questo mese, e corrono i 20 anni esatti della costruzione dell'organo Francesco Zanin, ed avremo un programma monografico, come vedrete sul libretto, come potete vedere, dedicato a Bach esattamente come è stato 20 anni fa, ma questo è appannaggio del concerto di Sacile. Per quanto riguarda l'intera edizione, altra novità importantissima è che nei primi due concerti c'è l'opportunità molto rara in Italia della borsa di studio per giovani organisti. Borsa di studio per giovani organisti che la scorsa domenica è stata data a Francesco Cardelli, giovane organista uscito dal liceo musicale Marconi di Conegliano, lui è di San Fior di Sotto, organista San Fior di Sotto e anche alle Grazie, la Madonna delle Grazie di Conegliano, e oggi viene data a Elena Fabris di Udine, giovanissima organista udinese che sta studiando ad Amburgo dopo essersi diplomata in conservatorio ad Udine, nella sua città. L'anno scorso ha vinto il Premio delle Arti 2019 a Perugia, sezione organo, un premio nazionale. Altra novità importantissima, quest'anno la stagione, il festival, è sotto il cappello dell'Associazione Culturale Giuseppe Serassi, che è un'associazione che si occupa da diversi anni di cultura organaria e cultura organistica in tutta Italia. Ha sede in Emilia, ma ad esempio in concomitanza con noi si sta svolgendo il primo concerto del Festival Serassi nella prestigiosa chiesa di San Liborio in Colorno, provincia e diocesi di Parma. Poi ci sono altri concerti in concomitanza a Torino, e quindi per dire che la stagione dell'Associazione Serassi ingloba varie realtà storiche, come il Festival San Michele di Salsa e Sacile da quest'anno, come il Festival Serassi, come altre realtà anche in Sardegna. Quindi è una situazione a carattere nazionale, che è anche un'edizione scientifica che si occupa di organaria principalmente da diversi anni e ha recentemente anche effettuato importanti pubblicazioni nella confinante regione del Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda la realizzazione di questa 16ª edizione, non c'è bisogno di ripetere cose che sappiamo tutti molto bene, che dobbiamo ringraziare veramente tantissimo tante persone, chi ci sostiene e soprattutto anche la possibilità da Monsignor Parroco, Monsignor Graziano Denardo, intanto per l'accoglienza sempre offerta per utilizzare questa chiesa parrocchiale e il suo organo Pasquale Ferrari, costruito nel 2005, offerto alla comunità parrocchiale nel 2005, chi ci sostiene, che possiamo vedere in ultima pagina di retrocopertina del programma che mi auguro tutti abbiamo, dalla Volksbank, ma non sto a fare tutto l'elenco, e poi soprattutto anche grazie alla collaborazione di
fondamentale, ripeto, di alcune persone della parrocchia, perché l'emergenza sanitaria che ha colpito l'intero pianeta ovviamente ha messo a dura prova l'intero sistema culturale, sociale, economico, finanziario di tutto il mondo. Sappiamo bene, o se non lo sappiamo è bene ricordarlo, che noi siamo anche molto fortunati, perché prestigiose stagioni e anche festival organistici blasonati in Italia sono saltati o hanno avuto il divieto di poter procedere nella loro effettuazione. Quindi noi in questo senso siamo anche molto fortunati. Da quest'anno un'altra novità è il sostegno principale delle due amministrazioni comunali di Vittorio Veneto e di Sacile per quanto riguarda il concerto di Sacile e altri soggetti, tra cui la Volksbank, Lions Club, Confcommercio, e anche da ultimo voglio ringraziare la ditta Magia Fiorita di Anzano per l'omaggio floreale che effettuerà in alcune edizioni di questo festival. Elena Fabris di Udine, ma il suo curriculum lo possiamo leggere ovviamente dal programma allegato, dal libretto che tutti dovremmo più o meno avere. Propone un concerto dal titolo Affetti musicali da Amburgo, Lubecca e dall'Olanda, quindi ci trasferiamo nel nord dell'Europa, ascoltare l'importantissima scuola organistica del nord Europa, ma la stessa Elena ci presenta e quindi è anche molto bello che sia presentato, non capita spesso specialmente dove l'organo magari è lontano dal presbiterio, in cantoria, e non capita spesso, ma è bello oggi avere Elena, a cui cedo immediatamente la parola, che ci presenta il programma che ha scelto di offrire all'ascolto oggi qui a San Michele in Salsa. Grazie. Buonasera a tutti. Avrei piacere di spendere qualche parola sul programma e in particolare di spiegare il titolo Affetti musicali. La definizione affetti musicali fa riferimento nella storia della musica alla teoria degli affetti che si va ad affermare tra il Cinquecento e il Seicento. Secondo questa teoria, la musica deve muovere gli affetti degli ascoltatori, cioè le emozioni, i sentimenti. Già gli antichi greci avevano la concezione che la musica potesse suscitare emozioni e in particolare essa svolgeva un ruolo fondamentale nel teatro greco, in quanto enfatizzava il contenuto del testo poetico che veniva recitato o cantato. Nel 400 vi è una ripresa della cultura greca, ma soprattutto nel 500 e nel 600 che si va proprio ad affermare questa concezione, questa teoria degli affetti. Spenderò poche parole su ciascun brano. Il mio programma comincerà con le musiche di due compositori amburghesi, Weckmann e Scheidemann. Il primo organista presso la Jacobi e la Petrikirche di Amburgo, il secondo presso la Katharinenkirche di Amburgo. Di Weckmann suonerò un Magnificat sul secondo tono. Sulla melodia gregoriana del Magnificat vengono costruiti 4 versi, ovvero 4 variazioni. Invece di Scheidemann suonerò un Magnificat sextitoni. Ho scelto soltanto il secondo verso del Magnificat sextitoni, in quanto questo è comunque molto ampio e articolato e presenta diverse sezioni, una prima parte fugata, una seconda parte con momenti in eco e successivamente diverse variazioni sul tema del Magnificat. Successivamente proporrò dei brani di Sweelinck.
Sweelinck è un compositore olandese, in particolare organista presso la Marienkirche di Amsterdam. I contatti, è interessante sapere che i contatti tra Amburgo e Amsterdam erano di fatto molto importanti, perché Sweelinck fu insegnante di Scheidemann, ma soprattutto fu insegnante di una grandissima generazione di tantissimi organisti amburghesi e fu anche definito, forse un po' ironicamente, Hamburgischer Organistenmacher, un po' come dire fabbricatore di organisti amburghesi. Di Sweelinck suonerò Unter der Linden Grüne, sotto il verde tiglio. È una danza che fa riferimento a un testo poetico tedesco risalente circa al 1200. È un testo profano che narra dell'amore di un cavaliere per una fanciulla. E successivamente proporrò Ecofantasia in re minore. È una fantasia, un brano in cui si alternano in eco due diverse voci. Dalle città di Amsterdam e di Amburgo tornerò in Germania a Lubecca. Buxtehude era organista presso la Marienkirche di Lubecca e di lui proporrò un corale, Herr Christ einig Gottes Sohn, Signore Cristo, unico figlio di Dio. È un corale generalmente riferito al periodo d'Avvento, ma ha un carattere piuttosto gioioso. E poi Preludio e Fuga e Ciaccona in Do maggiore. Mi è piaciuto concludere con Bach, con il corale, le partite O Gott, du frommer Gott, O Dio, pio Dio. Si tratta di una composizione di un Bach molto giovane, poco più che ventenne, e in particolare in questa composizione si risentono in modo molto evidente gli influssi della musica della Germania del Nord su Bach. Buon ascolto.
per ricevere la borsa di studio in ricordo dell'avvocato Sergio Santorio, che ricordiamo ha finanziato primariamente la costruzione dell'organo Pasquale Ferrari. Borsa di studio consegnata dalla consorte, professoressa Maria Fontebasso, che ovviamente, essendo organista, anche lei è stata ovviamente, come sappiamo, per tanti anni docente al Conservatorio di Udine, città che ha dato i natali ad Elena Fabris, quindi questo lontano collegamento anche per la città di Udine. Maria Fontebasso, ovviamente, che è stata la promotrice, essendo musicista, della costruzione di questo nuovo strumento a Vittorio Veneto. Brava Elena. Ok, visto una buona esecuzione, stilista, diteggiatura antica, 3-4, dita buone, dita cattive, bravissima. Ti sei specializzata, brava. Senti Elena, ricordo il mio marito Sergio Santorio, Maria Fontebasso, io, organista, dona Elena Fabris una borsa di studio affinché possa integrare la sua preparazione nel campo degli studi sulle diverse discipline interpretative. Guarda, ti do tutto, anche il mio biglietto con ricordo, tutto quanto. Ricordiamo di uscire in modo diligente, però se Elena ci concede un fuori programma ce lo annuncia. Bach. Preludio e fuga in mi minore di Bach. Ok. 5-3-3. 5. Bravo. 3-6. Attendiamo che torni in cantoria.